la Commissione Cultura del Senato e la Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Ora gli sono state preparate delle documentazioni e proprio ieri, anzi giovedì, in occasione dello svolgimento delle interrogazioni, l'onorevole Nicola Fratoianni di Sella, rivolta al ministro Brai, una interrogazione sull'intenzione di integrare il finanziamento alle associazioni nazionali di cultura cinematografiche, riportandolo ai livelli del 2008, cioè ripristinando quei finanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo sottratti, il cosiddetto FUS, sottratti negli ultimi 5 anni. E insomma c'è stata questa interrogazione, c'è stata una risposta del sottosegretario Borletti dell'Acqua e il governo ha confermato che le associazioni e i loro circoli svolgono un'importante funzione di promuovere la cultura cinematografica in modo capillare, funzione più importante se riferita a zone del paese in cui non sono presenti o sono carenti sale cinematografiche con finalità principalmente commerciali. L'attività sul territorio si svolge non solo mediante proiezioni ma anche con l'organizzazione di eventi collaterali. E terminando, il sottosegretario ha aggiunto: il Ministero assicura la propria attenzione nei confronti delle associazioni per il prezioso compito svolto di diffusione e promozione della cultura cinematografica italiana. Speriamo che siano parole che abbiano poi una concretezza. E infatti questo rapporto tra i presidenti delle varie associazioni nazionali si è rafforzato soprattutto lo scorso anno, grazie all'organizzazione della Fedic e del Sardinia Film Fest. Praticamente hanno invitato tutti i presidenti per discutere di un problema grosso, che loro, che appunto questo della, tra virgolette, crisi della società attuale, comunque crisi di cui io non voglio sottolineare più di tanto perché tanto la leggiamo tutti i giorni sui giornali, perciò anche nel rapporto della cultura. Perciò il tema è stato l'associazionismo culturale agli albori del XXI secolo, l'impegno dell'operatore culturale e il rogo della cultura. Ci hanno impegnati a fare questo, a partecipare a questo convegno, e poi si è pubblicato un volume appunto con tutti gli atti. Spero che voi l'abbiate, perché ho fatto in modo che tutti quanti lo possiate avere, perché cercherò di citare qualche cosa. Saluto gli amici di Pane e Cinema, li salutiamo perché se no rimaniamo senza niente oggi pomeriggio. Hanno promesso il break off con la loro partecipazione, insomma, per cui siamo riverenti alla loro presenza. E per quanto riguarda questi atti, ecco, è un volume, naturalmente non ci sono fotografie, però ci sono dei contenuti molto importanti che sono stati espressi da persone di cultura e dai presidenti o loro rappresentanti delle associazioni di cultura cinematografica nazionale e della UIC, del Lucca, li leggo in maniera contraria, poi sono stati quelli della FIC, della FICC, della FEDIC, CGS, ANCI, CSC e naturalmente quella del CINIT. La nostra è un'attività non solo che dura per alcune associazioni da più di mezzo secolo, per la nostra da più di 40 anni, ma è soprattutto un'attività continuativa, cioè nel senso la differenza che c'è fra queste iniziative sporadiche che maturano, sorgono come i funghi e si spengono da una stagione all'altra, cioè è quella della presenza delle associazioni di cultura cinematografica garantisce una presenza continuativa sul territorio e soprattutto non garantisce una presenza che è, diremo così, ispirata all'iniziativa del singolo. Certo, c'è l'autonomia dei singoli di programmare, ma quello che è la caratteristica che qualifica questa presenza sono le proposte che vengono fatte. Allora, sono proposte prima di tutto che dal punto di vista cinematografico
molto spesso consentono di vedere al pubblico ciò che non potrebbero altrimenti aver modo di vedere. Paradossalmente anche ciò che viene prodotto con il contributo dello Stato, cioè lo Stato spende soldi per sostenere la produzione, ma si interessa ben poco di far vedere quello che poi è stato prodotto con i soldi. Naturalmente le associazioni scelgono ciò che ritengono in piena autonomia valido o no e lo propongono nelle proprie rassegne, ma comunque questa è una funzione di supporto e significativa, diciamo così, è un ambito di espansione ulteriore dell'azione svolta. Poi dopo dal punto di vista della formazione del pubblico, nel senso che le associazioni svolgono attività in campo all'interno scolastico e sono presenti con propri esperti, con proprie cose e anche questa non è una presenza diciamo così, sporadica, alternativa, è una presenza continuativa che ha sofferto perché venendo meno il sostegno degli enti locali, dovendo concentrarsi su esigenze più impellenti nel campo dell'istruzione, è chiaro che l'unico margine e spazio resta per il sostegno che viene dato dalle associazioni di cultura cinematografica per la promozione che viene fatta nelle scuole, per la formazione del pubblico che deve. C'è un problema grosso, quello del pubblico, che è stato portato diciamo così, del fatto del consumo, tra virgolette, dell'audiovisivo, perché è chiaro che specialmente con la diffusione che abbiamo avuto prima della televisione e adesso di internet, di tutto quello che è successo, lo spettatore, la persona si trova di fronte da sola a sollecitazioni, a eventi, a impatti, eccetera, che è sempre più difficile da governare in piena autonomia nel rispetto della persona. Accanto a questo aspetto della promozione della presenza nelle scuole, promozione di rassegne, eccetera, c'è poi tutta l'attività pubblicistica che consiste sia nelle riviste online che nelle riviste cartacee e nelle pubblicazioni vere e proprie che sono edite dalle associazioni di cultura cinematografica. Anche in questo ambito abbiamo avuto una contrazione, noi abbiamo fatto di tutto per tenere le nostre presenze in campo delle riviste sia online che cartacee, non fare deflettere, non fare ridurre la presenza, sostenere e soprattutto la qualità. Allora, io a questo proposito vale la pena di ricordare l'unico convegno di ormai quasi 10 anni fa, che si svolse a Roma nel 2004, in cui avemmo le parole di grande apprezzamento per tutta l'attività svolta in questo campo dalle associazioni di cultura cinematografica, compresa la nostra, da un critico scomparso alcuni anni fa, Fernando Gianmatteo, che ebbe modo proprio di studiare, gli vennero date le produzioni delle nostre riviste, le nostre pubblicazioni e dette un giudizio che appunto valorizzò il ruolo svolto dai circoli e dalle associazioni. È chiaro però, quindi abbiamo il campo dell'online e sul campo del cartaceo. È chiaro che il taglio del 40% è inciso sulla nostra attività, anche perché c'è un altro aspetto da considerare. Sono saltati di fatto i parametri in base a cui il Ministero si era dato una quindicina di anni fa per dire come diamo questi soldi, cioè non li diamo, come diceva Massimo prima, a chi ci è più simpatico, a chi ci è più antipatico, a chi ci è vicino più o meno politicamente, ma stabiliamo dei criteri, e i criteri erano legati alla presenza dei circoli sul territorio, cioè il numero e la presenza dei circoli sul territorio da un lato, che era detta la cosiddetta quota struttura, e dall'altro alla qualità e dell'incidenza dell'azione, della proposta culturale che aveva un ventaglio che spaziava dalla realizzazione di riviste cartacee online alle pubblicazioni, all'organizzazione delle rassegne e soprattutto dei cicli di proiezione di film. Allora, tutti questi criteri, se noi andiamo a vedere l'ultima erogazione di contributi, sono stati vanificati. Abbiamo avuto non solo una diminuzione del livello, ma anche un appiattimento al basso, nel senso che non viene valutata in realtà né la qualità, ci sono delle ragioni di opportunità che presiedono al fatto di garantire quella che ormai il problema nostro, in fin dei conti anche delle altre associazioni,
è di poter sopravvivere per poter dare in futuro l'opportunità di fare quello che è stato fatto in passato, cioè nel senso, noi dobbiamo semplicemente, come abbiamo fatto quest'anno, cercare di non intaccare di anno in anno il numero delle iniziative, di ridurne i costi, ma mantenerle in vita per quello che è possibile. E questo ha avuto anche come conseguenza, lo sanno i componenti del direttivo, il rarefarsi delle occasioni di incontro, perché questo ha inciso ovviamente sulle spese di ospitalità e di viaggio, eccetera. Però noi, per esempio, dal punto di vista interno della nostra associazione abbiamo i componenti della redazione della rivista Scabilia Studi di Cinema, che è un po' la rivista nostra più qualificata dal punto di vista culturale, di studio, di analisi, di ricerca, che praticamente svolgono la loro attività a titolo gratuito, cioè nel senso che al massimo vengono sostenute le spese vive che vengono sostenute, ma non c'è alcun compenso. Abbiamo qualificati collaboratori della rivista Studi di della rivista non solo cinema, perché ci sono anche professori eccetera di scuole di cinema, cioè dopo non è che venga sempre amplificato a livello, che oltre a giovani che per carità il cui impegno è certo, che svolgono gratuitamente al massimo con qualche piccolo rimborso spese la loro attività. Queste sono attività che rientrano nel campo del volontariato. Purtroppo questa stagione del volontariato è una stagione che in Italia sta vivendo, cioè vista in maniera contraddittoria. Io volevo ricordare appunto che accanto a questi contributi che diciamo che sono di un livello superiore, chiamiamolo così superiore per modo di dire dal punto di vista almeno culturale, appaiono questi contributi che sono significativi, importanti, dati a un livello intellettuale, di apporto intellettuale, di lettura del linguaggio, di politica padronanza del linguaggio cinematografico, io li metterei sullo stesso piano tutto l'apporto volontario che danno i presidenti e organizzatori dei nostri circoli. Perché come ha detto Massimo, poi dopo noi ci siamo per le pubblicazioni, ci siamo per le riviste, ci siamo per i siti online, ma ci siamo anche per la documentazione delle attività che svolgono i circoli. Per cui questo aspetto che ormai è dato in mano al volontariato, oppure questo da anni, tranne piccoli contributi possibili dove ce n'è la necessità, eccetera, è fondamentale questo aspetto del volontariato, ed è solo questo che consente di proseguire l'attività dell'associazione e che in questo momento secondo me ha il grande significato di attendere tempi migliori. Cioè io non voglio evocare un passato che ormai è lontano, cioè quella degli ultimi decenni del secolo scorso, gli anni 80 e gli anni 90, ma negli anni 80 e negli anni 90 abbiamo visto approdare al giornalismo professionale o alla ricerca e all'insegnamento universitario figure che si erano formate e cresciute nell'ambito dell'associazionismo di cultura cinematografica, cioè il professor Alprà, che è componente della nostra redazione di Cabine Studi di Cinema, lui è nato attraverso, cioè si è avvicinato, cioè avrà fatto i suoi studi, ma un elemento fondamentale della sua attività è stata svolta in questo ambito. Allora, il grande senso della presenza delle associazioni è stato questo, che in quell'epoca, a partire dagli anni 70, ci sono persone che oltre alla formazione accademica hanno avuto quest'altra formazione, che non ha nulla a che vedere con l'accademico, ma non è né lo sviluppo, ma è non meno importante per la formazione di una docente, di un organizzatore che opera in questo campo. E le associazioni hanno avuto questo importante ruolo partendo appunto dal volontariato. Allora io dico che bisogna tener duro appunto perché queste associazioni possono tornare a svolgere questo ruolo, cioè avere il peso che hanno avuto in passato, e anche perché in una società in cui queste opportunità sono date solo da aziende editoriali che sono ispirate al criterio del profitto e che hanno una formazione di tipo aziendalistico, la possibilità di formarsi in contesti di questo genere può dare a futuri operatori di questo settore un marchio, una maniera di operare che non sia inquinata da una prospettiva
condizionata fortemente dal profitto, in questo campo anche dal gradimento delle proposte, nel senso che poi, come spesso accade per gli operatori dell'informazione e per gli operatori della cultura, esercita un peso determinante quello dell'autocensura, nel senso che certe cose non si ha più nemmeno il coraggio di proporle, pur essendo ancora convinti nel proprio intimo della validità. Io credo che persone formatesi in contesto come il nostro, cioè questi problemi non li avranno, nel senso che troveranno il modo, anche a costo magari di rinunciare, per portare avanti idee che si sono formate nella loro autonomia e nella loro formazione, con gli apporti che hanno cercato e che hanno avuto e che ritengono validi.